Però il problema è lì. Il problema è che qui si sta creando una calca che a livello di sicurezza è folle. Non ha proprio senso, ma già a priori, perché qui bisognerebbe mettere, non so, dei divisori, un qualcosa che regoli un serpentone, qualcosa che regoli una fila. Dentro gli ultras nostri evidentemente non so cosa stiano combinando, e quindi il problema si è creato al tornello, perché dicono che abbiano rotto un tornello e quindi per questo non fanno più entrare qua per evitare la calcare. No, e secondo me per prevenire ulteriore folla lì, dato che c'è ancora casino da quella parte dove sono i tornelli. Sono le 14:30. Lo so, lo dice a me che vengono a Napoli. Aspetta, guarda, qua stanno aprendo. Qua ne hanno aperto un altro, ma comunque no, qua stanno facendo uscire, ok. chi non hanno i biglietti. Vabbè, ragazzi. non mostriamo ovviamente queste immagini. C'è anche questo tema, che comunque continuano a venire senza biglietto. Ragazzi, questo è uno schifo. Cioè, che sia napoletano, che sia romanista, che sia juventino, è uno schifo, perché veramente venire a Torino senza biglietto e sperare ancora di entrare, si creano solo casini. Allora la colpa non è solo degli steward che prendono, mi diceva lui, mi prendeva 25 euro, dice ma che colpa ho io che piglio 25 euro, io ti vorrei fare entrare subito? Ma il problema è che si crea disordine pubblico, stop. Questo è. Io sono il primo amareggiato che vengo qua, spendo soldi, cerco di seguire il Napoli ovunque e mi ritrovo davanti a queste situazioni. La colpa non è solo loro, bisogna dire anche questo. Speriamo di entrare, forza Napoli. Buona partita, grazie.